penso che alcune riflessioni di carattere generale su questo progetto di legge valga la pena farlo per poi entrare nello specifico dei singoli articoli e dei numerosi emendamenti. Abbiamo già detto della necessità di intervenire sistematicamente sull'impianto ordinamentale della legislazione per apportare appunto adeguamenti e aggiornamenti. Lo ripetiamo oggi, lo abbiamo fatto in occasione della discussione sul progetto di legge di semplificazione di competenza della prima Commissione e della sesta. E questo è utile ribadirlo perché è chiaro che di fronte alla società che cambia, alle anche esigenze che emergono dall'esperienza concreta, dall'applicazione pratica delle previsioni normative, alle novità che la legislazione europea e nazionale producono anche nei livelli inferiori, deriva, io penso senza dubbio, la necessità, l'opportunità di adottare disegni di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentali che, pur non avendo impatti sul bilancio regionale, consentono appunto queste operazioni di miglioramento delle norme. Io penso che però per effettuare queste operazioni, che ripeto sono necessarie e opportune, ci sono due modi di procedere. Il primo è quello che, pur spacchettando per settori, come si è scelto di fare in questa legislatura e per la verità anche nella precedente, il passaggio di adeguamento ordinamentale, sia comunque in grado, dicevo pur spacchettato per settori, di rappresentare un intervento normativo organico che contribuisca realmente alla semplificazione anche normativa e che impatti direttamente nella vita dei cittadini e delle imprese. Un intervento normativo che in qualche modo riesca anche a delineare una idea chiara di azione, magari settoriale appunto, un profilo unitario dell'intervento, che magari metta mano una volta per tutte, direi, per chiarire e aggiornare ciò che magari chiaro e aggiornato non è, perché penso che anche in riferimento a delle scelte meramente ordinamentali ci possano essere degli elementi caratterizzati da una forte discrezionalità, come in questo caso accade. Io penso che sarebbe utile, proprio perché si è deciso di spacchettare, proprio perché si è deciso di affrontare e di declinare il tema della semplificazione in base a dei temi fondanti generali, sarebbe stato meglio che questi progetti di legge di semplificazioni settoriali fossero in grado di trasferire un'idea di come questa Regione vuole organizzare il lavoro normativo e non solo di determinati settori. E a me non sembra che questo progetto di legge, così come i due precedenti, abbia avuto questo obiettivo e abbia questo tipo di contenuto. Si è scelto invece appunto una modalità legislativa che certo non aiuta a costruire un quadro organico di intervento, seppur, come dicevo, settoriale, ma sembra piuttosto una somma di piccoli interventi, evidentemente a diverso titolo e da diversi soggetti sollecitati, che quando va bene risolvono una questione molto puntuale e quando va male in realtà finiscono paradossalmente per ottenere l'obiettivo contrario, cioè complicano ulteriormente il quadro normativo. Come gruppo del Partito Democratico abbiamo presentato quasi una trentina di emendamenti, molti dei quali sono finalizzati meramente a mettere un po' di ordine dentro argomenti che trattate ancora una volta in maniera marginale, in maniera superficiale, più impegnati a risolvere il problema del singolo che a costruire un quadro normativo che aiuti le imprese e i cittadini a competere in un mondo sempre più complesso. E questo lo dico perché molte volte dentro questo Consiglio regionale ho sentito molti lamentarsi della politica romana che fa confusione. Ecco, guardate, io vi assicuro che qualsiasi legislatore che prova a mettere le mani dentro alcune leggi su cui ancora oggi torniamo, gli viene il mal di testa, perché è un continuo processo di stratificazione che risolve pezzetti di questione e che non affronta il quadro generale. E questo lo ritengo ancora più grave nel momento in cui oggi tutte le teorie legislative tenderebbero a farci andare verso l'elaborazione di testi unici, settoriali, molto precisi, molto semplici da leggere, per i fruitori ultimi, che non sono gli esperti di legislazione, non sono gli uffici legislativi del Consiglio regionale,
ma si suppone che dovrebbero essere imprese e cittadini che dentro il labirinto di le norme che avete costruito in questi anni si perdono. So che alcuni colleghi fanno i commercialisti, potranno confermare la complessità della normativa regionale che in questi anni, ripeto, anziché andare verso una semplificazione, continua attraverso queste stratificazioni finalizzate a risolvere il singolo caso. Ecco, io penso che questo elemento di valutazione, e cioè l'assenza di organicità degli interventi proposti e la complessità anche di natura di tecnica legislativa che ci sottoponete, limiti fortemente, purtroppo, l'impatto di questo progetto di legge, che avrebbe l'ambizione di semplificare e di ordinare le leggi e in realtà finisce per essere un semplice passaggio nel quale mettiamo a posto delle piccole cosine che ci sono state sollecitate. E questo lo dico sulla base di dati di fatto che provo davvero rapidamente a elencarvi. Il capo 1, che tratta di disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio, non dipinge, non tratteggia una modalità, un'impostazione che questa Regione vuole dare coerente di tutela del territorio. Si compone invece di soli 4 articoli che, pur intervenendo sulla medesima legge, una legge del 2009, affrontano in realtà 4 temi tutti diversi l'uno dall'altro. Quindi intervengo 4 volte su una legge che avrebbe una materia coerente e per cambiare 4 questioni totalmente slegate tra loro, e sulla incoerenza di questi interventi legislativi che si stratificano mi riservo di intervenire quando ci sarà la discussione sui singoli articoli. Il capo secondo, che dovrebbe riguardare artigianato, industria e commercio, si compone di 9 articoli e va a modificare ben 7 leggi regionali, andando dalle botteghe storiche ai distributori di benzina, dai distretti del commercio all'imprenditorialità femminile. Allora io mi chiedo, se si vuole semplificare quel tipo di ambito di intervento, esisterà un'idea attorno a cui costruiamo un nuovo modo di mettere a disposizione di imprese e cittadini delle leggi facili in ambito del commercio, dell'industria e dell'artigianato. Il capo terzo invece si occupa di agricoltura, foreste e pesche. Si compone di 12 articoli e modifica 6 leggi regionali. La metà, quindi 6 esatti, sono meramente interventi di aggiornamento normativo, cioè nel frattempo è cambiata la norma e modifico il riferimento nella legge regionale, quindi non c'è nulla, diciamo, di contenuto. Il resto riguarda una ridefinizione della normativa sui cosiddetti boschi di pianura. Bene, peccato che nel bilancio del 2012 in questa regione non ci sia €1 per i boschi di pianura, quindi l'unico intervento che avrebbe un senso dal punto di vista normativo non ha una lira. Bene. È un intervento peraltro molto discutibile, che è sostanzialmente una sanatoria per opere non autorizzate su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. Cioè la semplificazione in materia di agricoltura, foresta e pesca, secondo voi è: adeguo la normativa regionale a quella nazionale, autorizzo in sanatoria interventi non regolari e sistemo un argomento senza metterci soldi. Capite che questa è la prova, diciamo, secondo me, di quello che stavo dicendo prima, che non esiste la costruzione di un pensiero, seppur settoriale. Il capo quarto si occupa di energia con 3 articoli. Un intervento di adeguamento, un secondo finalizzato esclusivamente a riparare la pronuncia della Corte rispetto ad una previsione già antica, e un terzo che io giudico davvero incomprensibile non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista tecnico, poi lo spiegheremo meglio, sul piano energetico e su alcune modalità di attuazione. Si chiude il capo quinto, anche questo ricco di contenuto organico, con un unico articolo che introduce l'elenco dei temporary manager. Questa è, come dire, così si compone un intervento fondamentale nei tempi moderni di semplificazione che questa Regione offre ai veneti
negli ambiti importantissimi di competenza della terza commissione. Ora, mi pare che il mio giudizio su questo progetto di legge sia abbastanza chiaro. Mi piacerebbe però che rimanesse agli atti di questo Consiglio il fatto che quando accade un fatto del genere, cioè quando il Consiglio regionale è impegnato nella discussione di un PDL di questo tipo, ciò che è importante ovviamente non è tanto la soddisfazione o meno di una consigliera del Partito Democratico, quanto piuttosto l'occasione perduta che questo passaggio rappresenta per questa regione, per questi cittadini, per queste imprese. Perché avevamo davvero l'occasione, come l'abbiamo avuta sull'analogo provvedimento di competenza della prima e della sesta, di corrispondere ai cittadini, non tanto e non solo in termini di risorse economiche, pure necessarie, ma dando gambe concrete a quel tema di cui parliamo tutti, di cui tutti ci riempiamo la bocca, che si chiama semplificazione e sburocratizzazione. Tutti la vorremmo. C'è stato un famoso ministro della Lega, allora penso fosse Nord, che bruciò nella piazzetta di Montecitorio gli scatoloni che simbolicamente dovevano contenere le leggi, la burocrazia dello Stato nazionale. E noi che siamo la regione governata dalla Lega per eccellenza vorremmo fare lo stesso, vorremmo semplificare. E questi sono i contenuti di ciò che per voi è semplificazione ordinamentale. Chiudo con 4 piccole questioni invece più politiche che io devo dire purtroppo in questo progetto di legge sono contenuti. Se non vi disturbo io potrei continuare l'intervento gli ultimi 8 minuti. Grazie, scusate. Ora, dicevo, ci sono alcune questioni di natura invece politica che io giudico molto negative dentro questo progetto di legge. La prima e ringrazio anzi la consigliera Zottis per il lavoro preciso e puntuale che ha fatto sui temi importanti e concreti di questo PDL. La prima questione è quella dell'imprenditorialità femminile. Guardate, in questa regione c'è una legge che dovrebbe incentivare l'imprenditoria femminile, perché tutti ci diciamo, quando andiamo ai convegni, consigliera Venturini, lo dico a lei perché so che è sensibile a questo tema, tutti ci diciamo come le donne quando lavorano, quando imprendono, riescono a realizzare obiettivi migliori di altri, diciamo così, altri assetti societari. Tant'è che diciamo facciamo una legge perché l'imprenditoria femminile è utile all'economia di questa regione. Ora, non commento il fatto che il fondo di rotazione previsto da questa legge non ha soldi, è talmente importante l'imprenditoria femminile. Ci sono però un po' di risorse che possono essere messe nei contributi a fondo perduto. Allora, se io credo veramente che le donne che imprendono possono dare un contributo aggiuntivo, fondamentale, strategico all'economia di questa regione, dovrò costruire le condizioni per cui quei finanziamenti vanno più all'obiettivo, centrano il bersaglio. Invece si fa l'operazione contraria, si allargano le maglie, per cui l'idea, il concetto, la definizione di impresa femminile non è esattamente l'impresa fatta da donne in maniera maggioritaria che si occupa di questioni prettamente collegate alle politiche di genere. No, diventa una qualsiasi impresa, basta che dentro ci sia una donna, che sia in consiglio di amministrazione, uno socio. Se hai una donna dentro, non solo ti do dei contributi, ma anche le ragioni per cui te le do non sono necessariamente corrispondenti agli obiettivi della legge, cioè la valorizzazione del lavoro femminile, perché ciò che ci interessa non è valorizzare l'imprenditorialità femminile, è dare contributi a fondo perduto a più persone possibili, perché l'obiettivo non è costruire le condizioni per uno sviluppo economico utile e strategico, è dare contributi a più persone possibili. Seconda grande questione, guardate, invito il Consiglio a fare una riflessione. Voi con questa legge sostanzialmente certificate la possibilità di intervenire su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico senza autorizzazione, prevedendo sostanzialmente una sanatoria. Costruiamola bene, non voglio fare... L'assessore Calzavara è davvero molto loquace. Corazzari, scusi, Corazzari. No, perché spero che sia altrettanto loquace nel
corrispondere a tutte le sollecitazioni che gli stiamo lanciando. Meno male, almeno quello, anche se credo sia più opportuno che parli delle sue deleghe. Ma dicevo, io non voglio fare l'ingenua rispetto alla sanatoria degli interventi in assenza di autorizzazione, ma se vogliamo intraprendere questo percorso dobbiamo costruirlo bene, in modo che ci siano delle cose che si possono fare, che se vengono fatte in maniera irregolare costino molto, e se ci sono cose che vanno a incidere negativamente sull'assetto idrogeologico del terreno, ci siano le condizioni per poter intervenire in maniera seria. Perché le sanatorie, prima quelle edilizie, questa regione è la regione delle sanatorie, la Lega è il partito delle sanatorie, quelle edilizie, quelle fiscali, ci mancano anche quelle nei temi ambientali e abbiamo fatto bingo. Terza questione. Anche questa approfondita molto bene dalla correlatrice Zottis, e vado a concludere. Guardate, la questione, diciamola così, Veneto Sviluppo Avepa. Ora, la Giunta ha presentato 2 emendamenti che ci arrivano oggi in Aula. Con uno sostanzialmente, anche legittimo, si propone un intervento per poter continuare a finanziare i compensi del soggetto gestore su fondi che hanno finito le disponibilità e quindi si costruisce il meccanismo tecnico. La seconda parte di questo intervento sposta tutte le risorse dal fondo di rotazione unico che voi avevate immaginato nel 2016 per una gestione ordinata dei fondi di rotazione di questa regione nel fondo Covid che si è costruito l'anno scorso in occasione dell'emergenza. Questo emendamento è tutt'altro che banale, Assessore Calzavara, perché sposta radicalmente l'impostazione rispetto alle politiche di finanziamento di questa regione. Perché io vi seguivo quando avete costruito un meccanismo per cui tutti i fondi di rotazione, anziché essere sparpagliati in diverse leggi regionali, confluissero in un unico fondo che potesse essere in maniera pianificata, ordinata, il gestore di tutte le politiche di garanzie di questa regione. E io fin là vi seguivo e lo trovavo anche coerente con la necessità di individuare un soggetto gestore che si occupasse di tutte le politiche economiche e finanziarie di questa regione. Processo complicato, sfida impegnativa, ma mi sembrava un'idea ordinata, sistematica. Poi avremmo litigato su dove metterli quei fondi, però l'impostazione mi convinceva. E dal 2016 al 2021 voi avete costruito un sistema di questo tipo, finalizzato a quell'obiettivo. Oggi, con un emendamento su una legge di semplificazione in materia di agricoltura, caccia e pesca, voi ribaltate questa impostazione. E i fondi che dovevano essere nel fondo unico regionale di rotazione per offrire alle imprese un unico interlocutore, un unico contenitore, li spostate su uno strumento che per definizione dovrebbe essere emergenziale, il fondo di rotazione che si chiama per l'emergenza Covid. E io, Assessore, questa operazione non la capisco, quindi le chiedo davvero di spiegarmela e contemporaneamente, ovviamente, prorogate quella che avrebbe dovuto essere la scadenza per Veneto Sviluppo di gestione dei fondi e il conseguente passaggio ad Avepa. Anche su questo, guardate, e chiudo davvero, nel giugno del 2016 voi avete detto che Veneto Sviluppo, sulla base di una serie di normative nazionali ed europee, non era più in grado di essere il soggetto che poteva gestire la cassaforte della Regione del Veneto, perché è composto per quasi la metà da soci privati. Dal 2016 avete detto che vi sareste attenuti alle regole europee che vi impongono una procedura di evidenza pubblica per trovare il soggetto idoneo a gestire i milioni, i miliardi che questa Regione ha a disposizione. E nel giugno del 2016 avete detto lo facciamo in 24 mesi. A dicembre del 2017 avete detto no, ce ne metteremo 48. A maggio del 2020, la pandemia, avete detto che invece di 48 mesi lo avreste fatto entro il 31 dicembre del 2021 e oggi ancora ci state dicendo che non lo farete a dicembre del 2021 ma a dicembre del 2022. Ora guardi, io non voglio dire
che vi approfittiate della pandemia perché dovete nascondere la vostra incapacità di organizzare questo settore strategico per la nostra regione. Mi piacerebbe però che questa operazione me la spiegaste, perché se Veneto Veneto Sviluppo non può continuare, se Avepa dal 2017 non è stata messa nelle condizioni di diventare quel soggetto che potrà farlo. Collega Camani. Chiudo davvero, vi chiedo davvero e spero che sia questa l'occasione che ci spieghiate qual è la strategia su un tema così importante. Grazie.